Babbo Natale. No, in realtà non era così. In realtà, durante le festività natalizie eravamo soliti preparare la nostra letterina indirizzata al nostro papà, perché il nostro papà doveva fare da tramite durante le festività natalizie per richiedere i doni alla Befana. In realtà c'era l'abitudine, e qua parliamo sempre di ciacole legate alla tradizione natalizia, nelle nostre famiglie c'era l'abitudine di preparare la letterina con i buoni propositi e delle cose buone che noi avevamo fatto durante l'anno, preparare quindi la letterina, da mettere sotto il piatto nel posto del nostro papà il giorno di Natale. E quindi l'elenco dei buoni propositi ci autorizzava a chiedere al nostro papà il regalo che poi lui doveva inviare alla Befana attraverso la nostra letterina. Quindi c'era tutta questa frenesia, questa agitazione, tutte queste letterine scritte infilate all'interno di una busta ben decorata, e la sorpresa nel vedere la faccia del papà appena sollevava, mostrando meraviglia, il piatto e trovava la letterina. Solitamente il mio papà, che era un tipo particolarmente scherzoso, sollevava la letterina non subito appena si sedeva a tavola, ma tra il primo e il secondo, quindi allungando la nostra sorpresa di bambini. Ma anche voi avete ricordo di quello che facevate il giorno di Natale? La vostra letterina con i buoni propositi o con le richieste per i regali, a chi la indirizzavate? Al vostro papà? A Babbo Natale o alla Befana? Aspetto le vostre risposte nelle ciacole qua sotto. Ciao!